Mires l'ha sfiorato oggi. È d'argento l'alba in Oriente, perché alle 5:15 italiane 4 frecce tricolori hanno solcato il cielo di Tokyo per un argento misto di storia e di leggenda. La staffetta 4% stile libero per la prima volta sale sul podio olimpico, conquistando la seconda medaglia dopo il bronzo della 4x200 stile libero di Rosolino, Magnini, Cercato e Brembilla ad Atene nel lontano 2004. Alessandro Miressi, Thomas Cecconi, Lorenzo Zazzari e Manuel Frigo sono protagonisti di una cavalcata pazzesca che li vede dietro solo ai mostri statunitensi, peraltro campioni uscenti. Il quartetto azzurro scende ancora sotto il record italiano già stabilito in batteria e chiude in 3, 10 e 11. Stati Uniti super, Australia terza. Una staffetta per metà veneta con un grande Thomas Cecconi, 20 anni, che rappresenta pienamente la nouvelle vogue del nuoto italiano. Già ieri sapevamo che avevamo buone possibilità di medaglia, spiega il ventenne di schio esploso con 3 medaglie in staffetta ai recenti europei di Budapest. Stavo bene, me lo sentivo, un argento olimpico non è da tutti i giorni. Il doppio impegno non mi ha pesato, ora ci proverò anche nei 100 d'orso dove tutto è possibile. E poi Manuel Frigo, 24enne velocista nato a Cittadella che vive a Loria, che è stato confermato nella delicatissima ultima frazione. Per me, dice, era impensabile soltanto 3 anni fa essere qui e ora arriva addirittura una medaglia. Quando la vedrò ci crederò. Ed è festa grande a Cordenons, in provincia di Pordenone, per la medaglia di bronzo di Mirko Zanni, giovane pesista di 23 anni che ha conquistato il 3° posto a Tokyo. Tutta la famiglia di Mirko è rimasta incollata al televisore per vedere la gara ed esplodere poi in cori e abbracci di gioia. Dopo il podio, lui, Zanni, ha subito videochiamato a casa. Il pesista pordenonese ha dedicato la medaglia al nonno che, ha detto commosso, mi guarda da lassù.